prima ero tentato di non farlo il video sull'argomento, poi sono stato tentato dal farlo in inglese, perché in Italia queste cose poi vengono trattate da tifosi e quindi verrà tutto in un... e invece lo devo fare proprio. Cominciamo. Poche sono le notizie di calciomercato, conferme dei soliti nomi, quindi veramente inutile dire siamo vicini a Lucca, ma forse a Noah Lang. Veramente poca roba. Benvenuto Gerardo Ferrigno e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. State volando veramente con le iscrizioni, quindi va bene che il video vi arrivi tardissimo di notte, che se lo veda poca gente non fa niente. Ci ho riflettuto parecchio, ho aspettato che uscisse prima il video, c'era la cosa, c'era l'intervista di poca roba. Devo dire questa cosa perché non la posso sopportare. Signori, parliamo del solito Acerbi. Prima di tutto, questa è la prima cosa, il Acerbi, cioè non è la prima volta, quindi non è ma capita la prima giustificazione. Capita a tutti il momento dove perdi la pazienza. No, sei il solito e abbiamo coniato un termine nei tuoi confronti, l'acerbismo. Sei acerbista per le cose di cui abbiamo già parlato ampiamente, che l'Italia fa finta di niente, lo abbracciano, cioè, signori, questo minaccia violenza ad un tifoso, e non ha importanza chi sia il tifoso e non ha importanza qual è la provocazione. Le minacce di violenza senza fare nemmeno i sorrisi, vabbè, ma quello no, non ci pensate nemmeno a giustificare una cosa in qualche modo. Tu non puoi permetterti, nemmeno se fossi un libero cittadino, di dire vicino a uno, dici io ti gonfio di botte, ti ammazzo, come dici? Ti sfondo di botte, ti sfondo proprio, che io sono matto e se tu vieni dall'altra via io esco. Se tu dici, le parole ve le dico io senza che andiamo a prendere, l'avete visto tutti sicuramente, dici io sono matto, se tu mi dici Acerbi Barcolà io sono matto e ti sfondo di non è plausibile nemmeno se tu fossi un libero cittadino. Ma se sei un tesserato di una squadra di calcio che sta partecipando ad una competizione importante o meno, ma in un paese che poi sappiamo anche essere abbastanza sensibile rispetto a certe cose, tu devi stare attento. Tu devi adesso, ed uscirà per forza, devono uscire le scuse pubbliche di Acerbi, deve uscire l'Inter con un comunicato. Io ho aspettato tutte queste ore. Dove sta il comunicato dell'Inter che prende le distanze e che licenzia il giocatore seduto a stand? Perché in qualsiasi altra azienda che non sia il calcio in Italia, se uno prende e fa una minaccia di botte, di violenza a un altro, si prende e si caccia via. E poi i discorsi dei tifosi, io che sono tifoso del Napoli mi metto ad accusarlo? No. E il tifoso dell'Inter lo difende? No. E qualcuno non lo ha difeso, ma qualcuno sì. Quindi io mi diverto semplicemente ad aggiungere una cosa alla storia che tutti già conoscono. Questo qua ovviamente cancello il nome perché non mi sembra il caso. Vi sottolineo i 524 mi piace che prende questo tweet. Anni fa Cordoba camminava per i fatti suoi per Milano, un ragazzino lo prese in giro con un non vincete mai. Cordoba lo prese a sberle, così è la vita. Questo è un tifoso dell'Inter, cioè questo è un tifoso dell'Inter che non solo a 1° settembre. Teniamo alto il ritmo perché poi io ascolto dei video e mi addormento. Quando si parla di calciomercato bisogna alzare il ritmo e cercare di essere in linea con quelle che sono le situazioni che stanno accadendo. Sono tante cose che stanno capitando. Non condanna il gesto così, dice così è la vita, non vi permettete nemmeno di andarli a prendere in giro. Altra parte, non vincete mai. Questa storia non è inventata, è difficile trovarla, ma si trova, e si trova addirittura una reazione di Mancini quando gli chiedono il Mancio interista, allenatore dell'Inter. Per quello che riguarda gli altri non mi posso esprimere con sicurezza. Comunque ho parlato con Cordoba, mi ha spiegato che cosa è accaduto. Lui è una persona mite, ma guarda un po', sono tutti miti.
Sono dei miti e leggende. Lui è una persona mite che difficilmente si comporta in questo modo, quindi credo a lui. Non l'avete sentita già? Quindi credo ad Acerbi. Se lui mi dice che non ha detto niente, credo ad Acerbi. Cosa è successo? È stato preso in giro e arragito con un buffetto. Il buffetto. Poi la cosa è che il tifoso milanista lo denuncia perché va all'ospedale, tipo 5 giorni di prognosi, ho letto. Poi ci dobbiamo fidare di quello che troviamo su internet. Mentre Cordoba dice: io non l'ho toccato proprio, ho semplicemente invitato a ripetermi le cose che stava dicendo e di smetterla di prendermi in giro, ovviamente. E doveva anche fare la controdenuncia, Cordoba, ricordo bene, perché poi si lede l'immagine, non potete ledermi l'immagine. Quindi adesso Acerbi dovrebbe... ma ci sono i telefonini. Ad oggi ci sono i telefonini. Se un domani, se un ieri potevano accadere delle cose e non ci sono testimonianze, la parola mia con la parola tua, ci sono i telefonini. Se non si sentono gli audio si vedono i labiali, se invece si vedono gli audio e si guardano anche i video, non te la puoi scappottare più. Devi chiedere scusa e comunque resti macchiato di quello che sei e non solo di quello che fai, perché la differenza tra avere e essere, non mi permetto, ma l'ho letta, è una battuta paurosamente geniale, non mi permetto, essere o se mio figlio tornasse a casa piangendo per aver preso uno schiaffo, io gliene darei un altro, così imparerebbe a non comportarsi in maniera maleducata con persone che non conosce. Cioè, se un tifoso del Milan dice a Cordoba: non vincete mai, cosa che tutti i tifosi dicono a chiunque nel mondo, Mancini gli dà il controschiaffo. Quindi non solo l'episodio gravissimo che dovrebbe portare l'Inter a prendere provvedimenti seri se sono una multinazionale di conseguenza, ma hanno altre cose a cui pensare, a cui non hanno preso nessun provvedimento, e aggiungiamo alla storia di Thuram, aggiungiamo ad altre storie. Complimenti, sempre lo smoking bianco, questo è. Mi dispiace, siete nervosetti, siete ancora nervosetti, e la cosa è molto grave, onestamente è molto grave, e non è che perché sono tifoso del Napoli che dico questa cosa qua, ma perché è grave a tutti gli effetti, e non ti puoi permettere di dire una cosa del genere a un tifoso, men che meno quando indossi la maglia dell'Inter, sei un tesserato, rappresenti la tua società, non ti puoi permettere, mi dispiace, non c'è giustificazione che tenga, e i tifosi dell'Inter si dovrebbero vergognare di avere un tesserato che si comporta così. Avete negato tutti i comportamenti del passato. Tu, Acerbi, puoi metterti a sfottere a Müller quando passi il turno e gli esulti in faccia e lo prendi per il culo. Un tifoso qualsiasi non ti può dire barcolà, che tu lo minacci di prenderlo a botte, di gonfiarlo, di sfondarlo di botte, e hai bisogno pure del traduttore. Di conseguenza questo è... E non dobbiamo aggiungere altro a questo video, non mi interessa, lo manteniamo breve, non c'è altro da fare. L'intervista di Conte, questa maglia è uno sfizio che ci siamo tolti tra tutti gli amici di Telegram. Ognuno ha scelto un giocatore improbabile tra quelli che sono passati per la nostra storia, altri che hanno avuto un impatto meno importante. Quando ci siamo detti se il Napoli vince lo scudetto, ed era proprio tempi immemori del campionato scorso dove era impossibile pensarlo, ma se il Napoli vince lo scudetto ci facciamo le maglie di Nathan, di Beresischi, eccetera eccetera. Ci siamo divertiti, abbiamo mantenuto le nostre promesse. Nel frattempo sul Fluido.net, se volete partecipare fatemelo sapere in privato, io ve la disegno e ve la metto sul Fluido.net. Per il resto c'è anche il 4 dietro, nomi di quelli che ci credevano e quelli che non ci credevano, quelli sereni e quelli meno sereni. Per il resto questo è uscito un nuovo video di, non so se è Fabrizio Romano o Moretto, ma credo che ci sia poco da dire. La novità è Fazzini. Se Fazzini va alla Fiorentina per 10 milioni, secondo me è un affare. Per 10 milioni un giocatore talentuoso te lo devi andare a prendere, poi devi vedere dove lo vuoi mettere. Io sto aggiornando quella che è la famosa cosa delle liste, perché voglio capire se il Napoli ha problemi, se se li può permettere certi giocatori.
sappiamo di dover vendere i vari Gabriel Gaius, questi qua, no? Questi qua in rosso, Gabriel Gaius, Follow Rouge, anche se Follow Rouge mi sto convincendo sempre di più, ma dobbiamo capire chi possiamo mettere. Se Rafa Marin va out, allora io lì al posto suo ci vedo questo Milinkovic Savic che ci dicono in chiusura. Dopodiché un centrocampista che non sarà O'Reilly lo puoi mettere qua, al posto di Ngong Ndoye, al posto di Simeone Nunez, e questa è la lista, diciamo, dei giocatori che puoi tenere tesserati, dei 17. Poi se prendi Wanlu è un under, quindi non c'è problema, Nusa non c'è problema, Ferrante non c'è problema, come Asa puoi fare quello che vuoi. Con il punto così è perché se per esempio vendi un Raspadori, se lo vuoi vendere, ma non credo che Conte lo voglia vendere, puoi spostare un Mazzocchi nella lista Italia e quindi liberi un altro posto, che sono questi qua che vedete, Beukema, Lucca, Chiesa, Musa. Per fare entrare questi qua abbiamo questo posto qua libero, questo posto qua libero, e dobbiamo capire come vogliamo occuparli. La formazione prenderà corpo, ma dobbiamo avere pazienza. Stiamo sentendo, insomma, di cercare di dare un Lindstrom all'Udinese. Stiamo cercando probabilmente adesso di inserire, questa è la fase in cui abbiamo individuato i profili, ci piace Lucca, benissimo, lo volete un Lindstrom così abbassiamo il prezzo. Con Ndoye pare ci sia anche un problema di percentuale della rivendita che deve andare all'ex squadra, non so, il Basilea mi pare, e quindi là vogliono tutto cash, non vogliono l'inserimento di giocatori perché altrimenti gli arriva poca roba nelle casse, e quindi ci teniamo aggiornati, non possiamo fare altro. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. So che non vi ho chiesto nemmeno il like, fate il like perché è tardi, è notte per voi e il video non arriva, ma io un pochino. Mi erano arrivati un paio di messaggi privati, Anna e altri che mi hanno scritto: ma il video su Acerbi niente, io proprio a te ho pensato, Acerbi, eccolo qua.